La Commissione Ambiente dell'ARS ha dato il via libera al piano rifiuti presentato dalla Giunta Musumeci, lo che è arrivato con il voto contrario del solo Movimento 5 Stelle in assenza dei componenti del Partito Democratico e di Attiva Sicilia. Il documento apre la porta ai termovalorizzatori, è considerato infatti insufficiente e contraddittorio dalle opposizioni. Il piano osserva il responsabile nazionale ambiente dei 5 Stelle Giampiero Trizzino fornisce un quadro generale della situazione impiantistica, senza mai individuare concretamente quali siano gli impianti necessari da realizzare tenuto conto del reale fabbisogno. L'attuale situazione emergenziale quindi non può essere superata per mezzo di un piano che paradossalmente non contiene alcuna pianificazione impiantistica. Il documento dell'assessorato guidato da Alberto Piero Bon scommette sullo stop all'interramento dell'immondizia. In Sicilia non saranno realizzate nuove discariche oltre a quelle già previste, con una prescrizione che implica che anche l'allargamento delle strutture esistenti diventi impossibile. L'alternativa è dunque il termovalorizzatore, che il piano non esclude. La porta è aperta per almeno uno dei 2 impianti che lo Sblocca Italia prevedeva nell'isola, ma l'indicazione precisa viene rimandata a un altro documento, il piano per i rifiuti speciali. Il piano, osserva il Dipartimento, non esclude o favorisce alcuna tecnologia. In maniera laica si lascia ai territori la libertà di scelta, spetta ai territori programmare gli impianti, scegliere il tipo di tecnologia da adottare e inserirli nella propria pianificazione. La Regione siciliana, si legge nel piano, entro i prossimi 5 anni effettuerà le valutazioni ambientali, tecniche, economiche e di potenzialità di innovazione, fermo restando che i soggetti deputati alla realizzazione del piano saranno gli ATO o chi per essi. Intanto arriva la task force sulle autorizzazioni. Piero Bon ha nominato una squadra di 9 ispettori composta da ingegneri, militari in pensione, funzionari regionali ed esperti di sanità per vederci chiaro nei documenti delle discariche, che per assenza di documentazione hanno mandato in tilt il sistema siciliano dei rifiuti.